Siamo a poca distanza dalla città di Padova e questi sono i Colli Euganei, un gioiello di biodiversità botanica e faunistica che a partire dal 1989 si è deciso di salvaguardare istituendo il primo parco regionale del Veneto. Mentre salivamo abbiamo visto tantissime piante di ulivo e molti filari, tanti vigneti. Questa è anche zona di Prosecco DOC. Dove siamo qui? Qui ci troviamo sul Monte Fasolo. Questa è una delle zone sicuramente più votata alla viticoltura e all'olivicoltura, in quanto parte della zona sud del comprensorio euganeo. Quello che fa proprio da spartiacque è il monte, l'unico vero monte del comprensorio, che è il Monte Venda con i suoi 601 metri. Esatto. E che appunto divide, la parte con un clima un po' più mediterraneo. Elisa, siamo davanti ad una vera opera d'arte. Sì, una scultura della natura, potremmo dire, marronari secolari, cioè piante che un tempo erano utilizzate per sfamare la popolazione locale. Questo che è stato patrimonio ovviamente alimentare per un tempo, oggi è patrimonio paesaggistico. Non si possono raccogliere ovviamente piante o parti di esse. Ricordiamo che il parco comprende ben 15 comuni al suo interno per un territorio che è esteso circa 19.000 ettari, quindi insomma una buona superficie. E noi una parte di questa superficie, Elisa, l'abbiamo, attraversata insieme, grazie a te che mi hai portato un po' in giro. Ma vista l'ora, a me è venuto un certo languorino. Fico di all'anice. Grazie. Prego. Insalata di gallina. Elisa, 2 piatti tipici di queste zone. Sì, tipici direi assolutamente, perché gli animali di bassa corte un tempo non mancavano mai in cucina. Allora io inizierei a degustare questi piatti con un ottimo calice di Prosecco DOC Rosé. E via. A noi.